A tarda sera il Comitato Tecnico-Scientifico detta le linee guida dopo un'intensa giornata di trattative sulle possibili riaperture. Alla fine, dopo 3 ore di riunioni, i membri del Comitato stabiliscono aperture per lo sport e lo spettacolo. La capienza negli stadi e nei luoghi all'aperto può passare dall'attuale 50% al 75%. Nei palazzetti e nei luoghi al chiuso si sale al 50% rispetto al 25% precedente. Per quanto riguarda cinema, teatri e sale concerti si passa al 100% all'aperto e all'80% al chiuso. Obbligo assoluto di essere muniti di Green Pass. La palla passa adesso al governo, che dovrà decidere le indicazioni degli esperti in un provvedimento di legge, probabilmente in un Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì prossimo. Ad eccezione dunque delle discoteche, come più volte rilanciato dal leader della Lega Salvini, il CTS ha ritenuto possibile un allentamento delle misure sulla base dell'attuale evoluzione positiva del quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale, anche se appare opportuna, sottolinea Brusaferro, una progressione graduale nelle riaperture basata sul costante monitoraggio dell'andamento dell'epidemia combinato con le coperture vaccinali. Si è anche discusso in sede di CTS sulla riduzione della quarantena per i vaccinati, ha spiegato Sileri, sottosegretario alla salute, che arriveremo a togliere la quarantena ai vaccinati passando per una ulteriore riduzione. È un momento di transizione questo, dice ancora Sileri, le cose stanno andando molto bene, osserviamo ciò che accadrà nelle prossime settimane come i contagi dopo aver riaperto tutto, comprese le scuole. Poi penso che sia auspicabile e di buonsenso liberare chi è vaccinato dalle quarantene. Se non si fa subito, ha sottolineato, è perché vi è sempre il rischio di varianti.